Sono ancora troppe, purtroppo, le donne che ogni giorno subiscono violenze e abusi. Ed è per questo che non possiamo lasciarle sole, perché ogni donna che subisce una violenza perde un pezzo importante della propria libertà. Dobbiamo aiutarle, sostenerle a denunciare, dobbiamo aiutarle, sostenerle a ritrovare la loro libertà. E per far questo dobbiamo essere in tanti. Una delle ragioni per le quali ho voluto organizzare questo convegno di presentazione di questo libro Schegge, per favore non chiamateli uomini, è proprio questo. Contro la violenza sulle donne dobbiamo essere insieme. Deve essere una lotta trasversale che appartiene a tutte e a tutti ed è per questo che insieme al vicepresidente del Consiglio regionale Massimo Giorgetti presenteremo proprio un emendamento al bilancio per fare in modo che anche questa iniziativa che entrerà nelle scuole per formare ed educare i nostri giovani al rispetto possa essere sostenuta economicamente anche dalla Regione. Sottoscriverò volentieri l'iniziativa della collega Moretti rispetto alla prossima discussione appunto del DEF e del bilancio per segnare non solo con rossetto ma anche con qualche numero sul bilancio l'impegno contro la violenza sulle donne. Questo libro fa parte di un progetto molto più ampio di formazione e educazione. Infatti entriamo nelle scuole per educare i ragazzi al rispetto reciproco, dopo ovviamente andiamo a caduta nella cittadinanza e proprio per questo auspichiamo in questo modo che si attui il cambiamento culturale tanto necessario visto anche i recenti fatti di cronaca. Domani ci ritroveremo tutte in Campo Marzio all'Esedra con partenza alle ore 15 perché si verrà svolta una marcia silenziosa contro la violenza sulle donne, organizzato dalle Donne Medico con anche il patrocinio del comune. Ci sarà una rete di donne che partecipa attivamente a questa marcia. Dobbiamo iniziare e continuare la lotta contro la violenza sulle donne. Noi ci saremo e voi vi aspettiamo tutte.